che la musica suona in mezzo a tutta sta folla. Yeah. Hey, balla insieme a me, è il vento che fa da scudo, amore siamo al sicuro. Collega Susanna. E ci vorrebbe un altro giorno per sistemare questo letto. Ah, adesso finalmente. Ciao Susanna, benvenuta. Come stai sentendo? Come va? Tutto a posto? Sì, tutto a posto, te? Bene, dai, stavo ascoltando un po' di musica di Massi. Beh, conosci Massi, no? Sì, certo, madonna. Polo Nord, Senza Filtri. Canta sempre le nostre ispirate. Bene, vedi, è una bella roba, dai. Allora, sto guardando l'immagine, è perfetta, così è perfetta, non ti tagli la testa, è perfettissimo. Sì, perché sto guardando, guarda. Una... Ok. Ci siamo. Ci siamo, per fortuna. Allora, col sottofondo di Massi, cominciamo. Ciao Susanna, benvenuta. Mi ha qua nominato, è My Fashion Box, come dice anche la maglietta. E c'è che la nostra mascotte, Willy, un cuore. Ah, che carino. Abbiamo anche la mascherina, Oddio, per cosa? La mascherina è quella contro il coronavirus. Oddio. Lorenzo, ciao! Saluto Red, non so, salutiamo un po' di gente. Ciao Mirko, ben rientrato. Salutiamo Susanna Droda che è tanto in diretta con noi. Luca Zà, ok. Bruno, benvenuto. Ciao Alberto, benvenuto. Siamo già in 13, bene che cominciamo a crescere. Bene a tutti, salutiamo tutti quanti, saluto anche te Susanna. Poi magari ti faccio fare un po' di riprese puoi domandare qualcosa ai nostri spettatori che sono qua su Instagram, o magari se vogliono domandarti qualcosa possono domandartelo, facciamo così, proviamo. Benvenuti a tutti, vediamo che cominciamo a essere già un buon punto. Grazie sorrisino Bruno, benvenuto. Allora, cominciamo. Susanna, Ecco. Modello, sei una modella. Sì. Ti ho già visto studiare. È una vera modella ancora per... Dai, sì, diventerai una grande. Allora, intanto prima cosa abbassiamo il volume della musica. Ciao Carlotta. Salutiamo i ragazzi, bravissima. Tu saluta al posto mio, saluta. Sì. Io volevo mettere questa canzone. Che musica ti piace, Susanna? Oddio, io ascolto musica italiana, diciamo un po' spagnola italiana, per il resto... Quindi anche latinoamericano. Così. Ah, bene. A casa sto a posto con questo periodo di coronavirus? Sì, io sto a posto, mi alleno, dormo, mangio, sono a posto. Ecco, una domanda che ti cominciamo subito è questa. Cosa fai durante il giorno, diciamo, come sport? Allora, io durante le giornate mi alleno 2 volte al giorno. Mi alleno, mi abbronzo, ecco. Non ho molto da fare, alla fine è quello... Cioè, cerco di sprecare il mio tempo il più possibile facendo queste cose, attività fisica, perché così almeno mi tengo in forma, perché ne ho bisogno. Cosa fai? Addominali, flessioni? Glutei, gli addominali, flessioni piano piano perché non ho tutta sta forza, però mi concentro più sui glutei, sugli addominali. Dove c'è un po' di gente. Mi preparo per l'estate, ecco. Salutiamo un po' di gente. Benvenuti. Grazie. Ok. Allora, cominciamo con un po' di domande. Vediamo un attimo. Preparati. Sei come a scuola qua. Prima interrogazione. Allora. Quindi ci diciamo la tua prima idea di iniziare come modello, quando è nata? Allora, non è nata recentemente,
era nata abbastanza tempo fa. Era, diciamo, il mio sogno nel cassetto essere una modella, ecco. Ho iniziato a guardare le prime, diciamo, sfilate, così, come posso dire. Ho iniziato a affezionarmi, ecco, un po' a copiare quelle famose, le top model, ho iniziato a prendere da loro, anche nel truccarmi, quando ho iniziato ad imparare. Sì, appunto, ho iniziato a copiare loro. Poi però questa passione per la moda mi è un po' svanita, perché ho detto, ma figurati se diventerò mai una modella o se entrerò mai nel campo della moda, figuriamoci, cioè no, non esiste, non fa per me, ecco, ho pensato. Poi però si è presentata questa occasione di entrare nel corso di portamento con la Manola e da lì è iniziato tutto il mio percorso, ecco. Ti fermo, sono già a rispondere alle mie domande subito. Ok. Ho capito. Quanti anni hai, Susanna? 18. 18 anni. Sei proprio arrivata all'età del maggiorenne. Benvenuto Samuele, benvenuto Ivan. Va bene, vediamo un attimo. Cosa fai di bello nella vita, diciamo, a parte adesso che siamo tutti a casa? Io, allora, nella vita sono una studentessa, frequento un istituto tecnico per il turismo, che secondo me a quest'oggi è molto importante anche per via delle lingue. E come lingue studio lo spagnolo, il tedesco e vabbè, l'inglese, che insomma tutti studiamo questa lingua. E io ho visto che non ho solo origini italiane ma anche serbe, ho questa lingua in più, insomma, a mio vantaggio, ecco. Secondo me è bello conoscere una lingua in più, non dico che questa sia famosa come lingua, però comunque è una lingua slava, è collegata magari al russo, al croato, quindi riuscirei a comunicare in qualche modo, a capire, insomma, riuscirei a trovarmi. E per il resto esco, mi diverto, ecco, faccio un po'... La ragazza di 18 anni, quindi ti divertirai con i tuoi amici, sicuramente uscirai, discoteche, piano bar. Ci sta, sì. Bisogna un po' lo svago, ecco. Arriviamo a un'altra domanda. Quando hai iniziato a fare concorsi, scusa? I concorsi ho iniziato a farli a ottobre del 2019, quindi poco tempo fa, non da chissà quanto. Ho iniziato a farli da poco e la mia prima sfilata è stata, come dire, assurda, perché ho anche vinto, sono arrivata terza. E non avevo ancora comunque imparato a camminare, a fare le pose, non ero ancora entrata nel mondo proprio della moda, nel senso, per partecipare a una sfilata devi avere degli requisiti, diciamo. E io non mi sono buttata, ho detto, vabbè, mi hanno chiesto, la vuoi fare o non la vuoi fare? Io ho detto, vabbè, ci provo, mal che vada, ci ho provato comunque, non è mai una sconfitta, ecco, è qualcosa, una crescita in più. Quindi è andata bene per me, in questo caso. Hai fatto bene, è una bella cosa, insomma. Sì. Ti faccio una domanda un po' fuori da tutta questa cosa della moda. Cosa ne pensi di questa storia del coronavirus? Dalla tua idea, dalla tua testa, cosa ne pensi? Cosa rifletti cosa hai discututo in questi giorni? Allora, all'inizio non pensavo che si trattasse di una cosa così seria, nel senso non l'avevo neanche io presa così sul serio, ho detto c'è sto virus, va bene, poi hanno iniziato ad allargare la cosa tantissimo e là ho iniziato a preoccuparmi, perché ho detto iniziano a chiudere negozi, iniziano a chiudere parrucchieri qua di là e alla fine sì, ho iniziato a preoccuparmi e sono rimasta a casa come tutti e spero vivamente che passi il più presto possibile, perché è una situazione davvero brutta da qualsiasi punto di vista e sì, speriamo che passi tutto, insomma, non si allarghi ancora di più, anche se
non sembra che stia passando, però speriamo che passi. Insomma, non vorrei stare a casa in estate o ad abbronzarmi ancora in terrazza o in giardino, cioè non sarebbe il caso, ecco. Una bella spiaggetta, un bel drink sì, beh, ci vuole. e magari un bel po' di musica sparata a manetta. Sì. Poi anche il fatto di non andare a scuola e di fare lezioni online, per me è tragico, cioè nel senso io preferisco andare 100.000 volte a scuola che fare lezioni online, perché online è una cosa, farle a scuola col professore che ti spiega è un'altra. Quindi io preferirei proprio andare a scuola, la mia vita normale, che lezioni online, tutto online, no, è un casino. Poi anche cioè io sono anche preoccupata per le persone che dovranno affrontare la maturità, che io non ho idea di come facciano, cioè veramente io gli auguro il meglio, però è difficilissimo, cioè mi dispiace un sacco per loro. Bene, arriviamo alla prossima domanda. Cosa ti piace dei concorsi? Allora, dei concorsi a me piace quando ci fanno indossare abiti di diversi marchi, oppure ci danno, non so, ci propongono vestiti, per esempio la Manola col corso di portamento ci offrono vestiti di Francesca Abbigliamento, BU Abbigliamento, e sono vestiti fantastici, cioè passiamo dal casual all'elegante, cioè sono proprio abiti bellissimi, è una cosa che mi piace un sacco questa dei concorsi. E così, cioè, tutto in generale mi piace, ma questa cosa di cambiare outfit ogni 20 minuti, un quarto d'ora, mettere a diverse marche addosso, così secondo me è fantastico. Poi bisogna saper dare valore a quello che indossi, bisogna saperci giocare, sì, è questo alla fine, come magari hai un cappello, non so, ci giochi, un paio di occhiali, ci giochi, così è bello, magari ti viene anche, non so, spontaneo, a me viene spontaneo. Poi, vabbè, le altre ragazze non lo so, però a me piace un sacco questa cosa. Allora, ci sono due domande per te. Da Mirko Metti, preferisci i concorsi di bellezza o le sfilate di moda? Con sorrisino malefico. Mirko! Sto scherzando. Simpaticissimo Mirko, grande. Visto roba. Tra concorsi e sfilate, forse sfilate, però non saprei, è una domanda un po' difficile, ecco. Cioè mi piacciono tanto entrambi, però non lo so, sono un po' indecisa su questo. Forse sfilata. Secondo me non è la stessa cosa. Magari sembra la stessa cosa, ma secondo me non è la stessa cosa. Concorso è un concorso. Sono due cose molto diverse. Molto. La sfilata è una cosa molto più seria, ecco. Cioè devi stare attentissimo alle pose, a quello che indossi. Secondo me è una cosa proprio differente. Poi abbiamo un'altra domanda di Andrea Macatrozzo, se non sbaglio. Sì. Qual è il tuo abito preferito? Tanti cuoricini con una faccina di cuoricini. Oddio. Allora, il mio abito preferito penso che sia un elegante, ecco, un vestito elegante da sera, un abito da sera, credo che sia uno degli outfit che adoro, che indosserei proprio sempre, anche se non c'è l'occasione, però mi piace tantissimo. Però è vero che sì, mi piacciono tanto gli eleganti, però mi vesterei anche tantissimo, diciamo, casual. Mi piace molto non so, un abitino tranquillo, mi piace un sacco, tutte e due. L'elegante però ha qualcosa di più speciale, di un tocché più speciale. Ti domando una cosa, ti piacciono tantissimo i jeans? I jeans? Jeans maglietta, jeans attilati, jeans larghi, come ti piacciono? I jeans, larghi no, cioè io nel senso mi vedo snella, ecco, non mi vedo proprio da mettere jeans larghi, è brutto da vedere. Magari qualche occasione, forse magari per stare tranquilla, uscire quella volta con i jeans larghi, però no, jeans stretti comunque che mi stanno, sì, stretti, attillati,
com'è il mio Ok. corpo, ecco. In cosa vorresti migliorare? Allora, quello in cui vorrei migliorare è forse la postura della schiena. Ovviamente io cerco di migliorare me stessa tutti i giorni, con la camminata, le pose, cerco sempre di migliorarmi, però la postura, perché io facevo anche danza e non è mai stato un problema per me questo. Poi però col tempo non dico verificato un problema, però neanche essere gobba, però ho iniziato un po' a non darci tanto peso, quando in realtà è importantissimo stare con la schiena dritta e tutte queste cose qui, secondo me. Bene. E comunque Mi sembra- di migliorarmi il più possibile. Ciao Saretta Alessandro, benvenuto. Beh, dopo benvenuto a altra gente, Dalan, Filippo, poi altra gente ancora. Un'altra domanda, Dimmi tutto. che già penso che te lo aspettavi, perché hai scelto di frequentare il corso di portamento? So che frequenti un corso di portamento, no? Allora, in realtà non è stata proprio una scelta, mi si è presentata l'occasione davanti. Poi è stata una scelta, cioè l'ho deciso io dopo di continuare a frequentarlo. Io adesso sono al secondo step, diciamo, perché ci sono 3 step nel corso di portamento di Tu Modella per un giorno. Io sono al secondo step, che sarebbe quello intermedio. E quando ho concluso quello base potevo benissimo scegliere di continuare oppure no. Io invece ho deciso di continuare proprio perché ho un'insegnante di portamento bravissima e molto determinata che, cioè, ci mette Che si il chiama? ritmo. E io Che la si chiama? stimo. Che si chiama? Carlotta Aldighieri. Lo sappiamo benissimo. L'abbiamo intervistata poco tempo fa, e so che è un po' cattivella, E io la stimo tantissimo. ma è brava. Sì, è molto brava e ci mette tutta se stessa per farci imparare, ecco. E grazie a lei adesso so comunque camminare, la postura, quindi sto cercando sempre più di migliorare. E grazie a lei. Se non ci fosse Va lei, benissimo. sarei qui a parlare con te. Allora Mirko mi scrive, è severa Carlotta? No, non è severa. Beh, magari è il suo lavoro. Il suo lavoro, giusto. Si vede là un po' così, che non abbiamo voglia di fare, magari in quei minutini, però poi no, è tranquilla. Diciamo che Ovviamente vuole, cioè lei si incavola per il nostro bene, non per farci un dispetto, lo fa per noi e fa bene secondo me. aspetta, perché io ho una domanda qua per me. Vediamo un attimo. Alessandro, non posso perché ormai il CR non esiste più. mi domando, ma quando mi fai provare il CR? Il CR non ce l'ho più perché ormai l'ho venduto nel 2009 quando facevo motocross. Ormai è passato un bel po' di anni, sono passati già 11 anni. Ritorniamo a noi e comunque adesso è il KTM, 450. Va bene, stavamo parlando, avevi finito la risposta, penso di sì, no? Siamo arrivati alla fine. Poi, lavorare insieme alle ragazze ti aiuta a migliorare? All'inizio mi ha aiutato tantissimo vedere le ragazze del corso intermedio, all'inizio quando ho proprio iniziato portamento ad ottobre, a me ha aiutato tantissimo e vedere loro come camminavano, poi vedere io come stavo iniziando i primi passi, a me ha aiutato tantissimo veramente, cioè un sacco, state bravissime. E sì, adesso siamo noi quelle che dobbiamo iniziare a insegnare a quelle più piccole, diciamo, al corso base. Sì, è bello quando nel senso, ti senti un po' importante quando devi spiegare, far vedere comunque come fare le pose e qua e là. Sì. Comunque voglio dire un'espressione, scusa la parola, ho sbagliato, scusa la mia dislessia perché ormai dislessici si nasce quindi non si può neanche diventare. No, stavo parlando di Carlotta che è fantastica, una ragazza veramente, l'ho intervistata, è stata gentilissima e abbiamo anche fatto due o tre belle risate quella sera, ci siamo divertiti un casino. E io penso che sia una gran brava persona
mi insegna veramente bene, perché vedo quando sono venuto a vedere la sfilata di moda e quando sono venuto a vedere qualche sfilata vostra o concorso, vedevo come sfilavate, eravate veramente bravi. Complimenti. Posso farti i complimenti anche a te? Adesso non so se qua ci sia qualche ragazza, qualche tua amica che partecipa ai concorsi, ma complimenti. Ritorniamo alla prossima domanda. Dimmi tutto. Ok. Qual è il tuo sogno? Qual è il tuo sogno nel cassetto, diciamo? Oddio, la domanda più difficile di tutte. Questa tutti quanti mi dicono è difficilissimo. Sì, perché non sai mai se magari cambierà o rimarrà sempre quel determinato sogno. Io, come ti dicevo prima, avevo questo sogno di diventare una top model, di magari sfilare per appunto marchi importanti, entrare un po' nel Milano Fashion Week, posso chiamare così, no? Sì. Questo era stato il mio sogno. Poi avevo iniziato a cambiare idea, perché ho detto ma sì, non entrerò mai nel mondo della moda qua di là, e adesso mi sto ricredendo, ecco, e sono felice di questo. Cioè, io spero di riuscire un giorno a essere su una passerella importante, sfilare per un marchio importante, essere lì con tutti i fotografi, 200.000 fotografi che gli fanno foto qua di là, e mi fa un po', cioè mi fa emozionare come cosa, ecco, non saprei spiegarlo, però mi piacerebbe tantissimo. E niente, così questo è quello che vorrei, e cerco ogni giorno di migliorare, di dare me stessa in quello che faccio ogni volta, anche a portamento, secondo me lì è importante ogni volta dare tutta se stessa, anche se magari non ti viene bene, comunque ci provi, ci riprovi, così magari un giorno che ne sai dove finisci, no? E niente, così secondo me, speriamo. È difficile, ma speriamo. Ti faccio un'altra domanda. Quanto alta sei? D'altezza, diciamo. Io 1,72-73. Però sei bella alta, Sì. È giusto per quella modella. Sì. Saltiamo un po' di ragazzi, facciamo un po' di manine qua, salutino. Ecco qua. Ciao ragazzi, benvenuti. C'è la Susanna qua, sta parlando un po' della sua vita. Facciamo un po' di musica intanto. Adesso sono a conoscenza di quello che faccio, di come è successo, perché ogni volta mi chiedono ma come mai sei diventata una modella? Perché modella è una parola abbastanza grande, però mi fa tanto piacere quando mi dicono così, e ogni volta mi sto lì a raccontare come è successo tutta questa casualità è entrata Allora, c'è Alessandro, sapete che scrive perfetta. Oddio, grazie. Ma grazie. Beh, insomma, 1,70 m e rotti va bene, giusto, diciamo, lei non è male. Spero di crescere ancora un pochino, dai, magari. Tu non sei contento della tua altezza? Sono contenta della mia altezza, però magari non mi abbasso, qualcosa del genere. Spero di crescere sempre di più. L'importante è che diventi ancora più alta, così ti sceglieranno veramente come supermodello. Ecco, il tacco sono abbastanza alta, nel senso mi vedo alta. Mi vedo abbastanza alta, mi trovo bene. Sì, perché se sei 1,72, quindi con 10 cm di più viene 1,80, è quasi. Sì, beh, perfetto. C'è un ragazzo che ti saluta, ciao Susanna, Igor Max, non riesco a leggere perché sta sparendo. Ciao Igor. Non c'è uno da scrivere, vendo appunto come nuova, pochissimi chilometri. Benvenuto a Compra Punto. Bravo Andrea, una bella battuta. Sì, sono da lasciar stare perché... Allora, un'altra domandina. Vediamo. Tutto. Beh, sicuramente questa è una domanda che ti è scontata. Vuoi lavorare nel mondo della moda? Beh, certo, sicuramente. Tutto quello che ho detto prima riguarda la moda, che mi piacerebbe tantissimo. Sì. Scontatissimo.
Quante volte sei andata a Milano a proposito? Sei andata a Milano? Io, devo dirti la verità, non sono mai andata. Mai. Caspita, dai! L'occasione, però ti giuro vorrei andare. Per me andare a Milano è un sogno, credimi che io vorrei tantissimo. Non ho mai avuto l'occasione. Mai. Spero un giorno di riuscire, non so, di andare comunque. Mi basta vedere quelle vetrine e io vado in vado fuori di testa. Roma, sei mai stata a Roma? Roma, no, dovevo andarci a giugno, cioè dovevo andarci adesso a giugno, però non si sa ancora niente, quindi aspetto e spero. Un'altra domanda, Oddio. siamo alle ultime domande praticamente. Che consiglio daresti a chi inizia a fare concorsi? Allora, il consiglio che io darei a tutte è che fin da subito devi impegnarti al massimo, cioè se vuoi veramente... Ciao Carlotta, ti fermo, c'è Carlotta, ciao Carlotta, benvenuta. Dov'è? Aspetta che la becco. Ma si può mica fare una roba, vediamo. No, Aspetta, non si può fare... lo so. No, hanno fatto ancora il terzo video che viene fuori, magari. Dato la salutiamo, vediamo. Si fa salutarla, vabbè. No, niente, non si riesce. Vabbè. Ciao Carlotta, benvenuta! Aspetta che... Allora. non si può. No, non si può. Ok, vabbè. Allora, cosa mi sono perso un secondo? Cosa consiglierei alle ragazze che fanno... Ancora concorsi? Che consiglio daresti a chi inizia a fare i concorsi? Sì, appunto di essere dall'inizio super professionale, ok? Non si pretende chissà cosa, ma comunque fin da subito di essere professionali, di comunque dare se stessi al meglio, cioè di farsi vedere presentabile, ecco, che ci tengono a questo. So che è difficile, cioè so che sembra facile magari dirlo così, però secondo me dall'inizio devi subito mostrarti di essere una persona che ci crede, nel senso la persona che dice sì, voglio la passerella, voglio sfilare, voglio questo, cioè quello che realmente vuoi, non perché ci vai per magari vantarti o dire oh sì, io faccio sfilate qua di là, sono figa. Secondo me non è questo, proprio secondo me deve proprio una cosa che viene da dentro, non solo per farti vedere, perché tante persone pensano questa vuole farsi vedere perché è figa qua di là, ma per me non è così. Cioè secondo me poi dopo, quando inizi ad impegnarti a capire realmente cos'è sfilare, cos'è il mondo della moda, dopo ti affezioni, diventa proprio una cosa naturale per te. Ovviamente ogni persona ha la sua considerazione, però io la penso così. Una bella risposta, mi piace molto. Mi sembra un altro ragazzo che ti aveva scritto sì, fai l'autografo appena viene fuori da tutto dal virus, dal coronavirus. C'è anche Manola. Benvenuta Manola con tuo modello per un giorno, benvenuta. Ti amo Susanna. Vabbè, questi sono dei profili che vogliono rompere un po', però lasciamo stare, non mi interessa. Amo che scrivono tanto. Susanna, appena finisce la quarantena mi farai un autografo cuoricino. Quindi ci sei famosa. Siamo prestiti per parlare di autografi. Vabbè. Andrei, voglio fare il modello. Bravo, fai anche tu il modello. Sicuramente ha già anche un bel figo, quindi potrebbe anche farlo, penso. Potrebbe fare un mister. Non lo conosco sinceramente, però forse sì. Magari potrebbe fare il miss qualcosa. Sì. Bene, quante domande, diciamo, in generale le abbiamo fatte tutte. Adesso arriviamo a qualche altra domanda, vediamo. Beh, gli anni te l'ho chiesti, diciamo. Diciamo nel mondo
diciamo, della moda, dei concorsi, hai avuto qualche problema? Oppure no? Problemi in che senso? Con altre ragazze? No, io dico magari, non so, hai avuto qualche problema, non so, nel senso parliamo di abiti, oppure, non so, magari la fretta, il traffico per arrivare sul posto. No, di abiti c'è sempre qualche problema, perché magari, non so, qualcuna è magari più snella, l'altra un po' più grossetta, cioè là ci sono sempre stati questi problemi, ecco, magari una ha più seno, l'altra di meno, su questo c'è sempre stato qualche problema. Io con alcuni abiti ho avuto dei problemi, però alla fine niente di così tanto grave, ecco, sono le cose basilari. Per il resto non saprei che altro, come critiche, non so se intendevi anche critiche con questi problemi oppure no. C'è abbastanza concorrenza, diciamo, tra voi, oppure c'è abbastanza amicizia, diciamo? Allora, se devo essere sincera, allora, l'amicizia in questo campo secondo me non esiste, non c'è, o se lo è, o se c'è è una finta amicizia. Per me sì, c'è tanta concorrenza, perché ognuno sa cioè ognuna di noi sa di avere qualcosa in più, di essere un po' più bella dell'altra, come è normale, cioè è un po' normale come cosa. Però ovviamente sì, c'è sempre questa concorrenza, ovviamente tu non lo fai, non lo dimostri, è una cosa che insomma sì c'è, ma alcune lo fanno vedere perché sono loro e perché hanno bisogno di farsi vedere, ecco, sa già chi vince. Ma in realtà secondo me non bisogna pensarla così. Secondo me se tu sei sicura di te stessa e ti senti bella, perché devi sempre sentirti bella, per me le batti tutte, ecco, non servono pensare robe strane, concorrenza o meno. Poi vabbè, ognuno la pensa come crede. Come crede, sì. Un'altra cosa, Carlotta Alighieri, che è la tua, diciamo, insegnante. Dimmi qualcosa che ti ha insegnato di importantissimo. La Carlotta. Che è molto importante per te. Secondo me, allora, oddio, dire tutto è troppo in generale, però diciamo da 1 a 10 sarà quella che ti fai 10, diciamo. Allora, per esempio, noi abbiamo fatto la sfilata a tema Victoria's Secret. Bello. E lei o Madre Natura. E lei lei ci ha fatto proprio entrare nella parte, ci ha fatto proprio vedere come bisogna, proprio come bisogna porsi, come devi atteggiarti. Ed è stato tanto, cioè, per me è stato fondamentale imparare quello, perché comunque lo vedi anche nella TV, magari guardando, vedi Madre Natura e dici, oddio, ci ho provato, è stato strabello, e non è che sei uguale, però comunque la imiti, comunque sei lì. E anche il modo di cioè lo sguardo, come devi porti, secondo me sì, questo è tantissimo importante. Per il resto la camminata, così, queste sono cose che ci ha insegnato fin da subito. Però per dare una diversa immagine, ecco, per farci un attimo staccare dalla realtà, farci entrare nella parte di Victoria's Secret o Madre Natura, è stato bellissimo, secondo me, molto emozionante e difficile. Allora, adesso arriva Mr. X, devi prepararti. Sì. Devi prepararti, arriva Mr. X, è tremendo, questo fa domande e non ti sale neanche, arriva subito, un attimo di secondo. Mr. X. No, Mr. X. Saluto un po' di gente. Saluto un po' di gente intanto. Ecco qui Mr. X. Io? Ciao Susanna, sono Mr. X. Piacere, Mr. X. Oggi ho anche il cappellino di My Fashion Box. Okay. Sono pronta. Allora, sei pronta? Allora, vediamo un attimo. Devo mettermi anche gli occhiali, perché sai, Mr. X si vede male anche lui. Quindi.
Cosa pensi della tua insegnante di portamento? Allora, la mia insegnante di portamento, la Carlotta, è una ragazza davvero determinata e bellissima, perché ok che sembra scontato dire che una persona è bella, ma lei è bellissima in tutto quello che fa, sia dentro che fuori. E io sono orgogliosa di avere un'insegnante come lei, perché credo che se adesso non facessi, cioè se non ci fosse lei come insegnante, non sarei come sarei adesso, ecco. Sì, sono orgogliosa, ecco, di lei. È una persona davvero fantastica, l'ammiro molto per tutto quello che fa e quello che fa per noi, che cerca sempre di darci consigli, che ci aiuta anche adesso che siamo in questo periodo, che siamo a casa, comunque riusciamo a sentirci, facciamo chiamate su Skype, ci alleniamo, ci consiglia maschere di bellezza, maschere per i capelli, quindi ci aiuta cioè c'è sempre vicino a noi, non ci abbandona mai. E quindi questa è una cosa che io ammiro tantissimo. È tutto. Mr. X in versione contadino. No, sto scherzando. Allora, Mr. X scompare e ritorna Paolo. Bene, già meglio, no? Qua vedevo un po' di... vediamo se c'è qualche domanda per te, vediamo se c'è qualche domanda interessante per te. Scorri leggi. Sto vedendo, ma aspetta. Mi sa che domande non ce ne sono. Qualcuno vuole fare qualche domanda a Susanna, magari un po' seria? Vediamo, aspettiamo un attimo. Ragazzi, muovetevi. Raffaella, grazie cuoricini. Ciao Raffaella. Che magia, grazie. Grazie Carlotta. Sì, grazie, scommetto che per Susanna che ti ha risposto con una bella risposta, veramente molto bella Susanna. Veramente una bella risposta. Penso vedo che gli vuoi tanto bene a Carlotta, sicuramente. Anche perché sicuramente è una brava insegnante. Allora, c'è Andrea, provo a vedere un attimo. Ah, ti è mai capitato di cepare nella passerella? Oddio, sinceramente no. Cioè, almeno credo, Carlotta conferma, non so. Però no, di inciampare no. Che ero presa dall'ansia, che all'inizio volevo morire, sì, ma di inciampare no, non penso. Cioè, nel senso, me lo ricorderei se avessi una scena proprio dove faccio così. Cioè, proprio... Però no. Cuba, 3. Cosa... mi è scappato, scusa. Come ti senti mentre sfili? Come mi sento mentre sfilo? Allora, quando, diciamo, parto, mi sento agitatissima, ansia, eccetera. Però dopo, quando inizia ad arrivare lì, davanti ai giudici, davanti a tutti... riesco, non so, mi viene spontaneo, riesco più a calmarmi, dico, beh, adesso devo arrivare lì e credermi una dea. Penso così, dico, arrivo lì, devo dare il massimo, devo credermi una dea, quindi non devo preoccuparmi. Se io inizio a pensare, oddio, aspetta, piede destro, piede sinistro, ciao, lì io cado, sì. Invece arrivo là e dico, sono una dea, vado lì e spacco la passerella, è quello che penso. Bella questa cosa. Quando hai finito la passerella, sei entrata dalle tende, no, come ti lì senti? là mi sento proprio respiri profondi, mi sento realizzata, cioè dico, beh, è andata bene, cioè mi sento proprio bene. Cioè se sento che è andata male, percepisco quella sensazione negativa e dico, ma perché ho fatto così? Però se entro come ho detto, che mi sento in un certo senso, mi sento in un certo modo, e poi torno dentro il camerino, là dico, ce l'ho fatta, cioè mi sento realizzata, ecco, così mi fa sentire bene questa cosa. Siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. L'ultima domanda di Si è bloccato. L'ultima. Allora, la più bella giornata che ricordi di sfilata? Sfilata, sì. Adesso leggerla bene.
Ci sei che ti vedo un po' a scatti? Io sì, ci sono. Ti vedo un po'... Io ci sono? Ok. Ci sono? Ok. È che ti vedo un po' male adesso. Ok. Vuoi leggere la domanda sulla più bella giornata che ricordi di sfilata? Allora, la più bella giornata... sono state numerose, però non saprei, adesso devo pensarci un attimo, però sono state tutte meravigliose, ogni sfilata mi regala un'emozione diversa, sempre bella e positiva, che perdo, che vinca, mi regala sempre un qualcosa, anche un insegnamento, quindi per me sono tutte belle. Forse ce n'è una, la più bella, oddio, non saprei, cioè è un po' difficile. Forse quella dei temi Victoria's Secret e Madre Natura, forse quelle sono state le giornate più belle, più diverse, ecco, dalle altre. Victoria's Secret mi ha stupito di più di tutte. Un'altra domanda che ti faccio io, il vestito che hai vestito più bello che hai indossato, più bello che ti vorrei quasi portare a casa, diciamo. È molto bello averlo. Il vestito più bello, allora l'ultima sfilata che abbiamo fatto è stata all'Eden, dove indossavo un vestito color smeraldo, verde, diciamo verde smeraldo, più tendente allo azzurrino, e quel vestito, io mi sono innamorata di quel vestito. Cioè, magari è veramente classico, però io mi sono innamorata proprio di quel vestito, era un vestito elegante, con la scolatura davanti, sì, cioè così era. Però era fantastico, io mi sono innamorata proprio di quel vestito e niente, così. Bene, allora da oggi vinci la maglietta di My Fashion Box. Oddio, che bello! Come mai questo premio? Sei una delle tante ragazze che diciamo volevo regalare, ho fatto 1+1, ho detto forse lei no scherzo, no, ho deciso stasera di regalarti una maglietta e quindi Che bello, mi fa piacere Paolo, grazie. niente, no, ci saranno ancora premi più avanti e adesso comunque dopo mi darai l'indirizzo giusto che te lo spedisco tramite pacchetto postale perché non posso muovermi, quindi Fare così. perfetto, sai che hai vinto la maglietta di My Fashion Box. E Susanna, cosa posso dire di più? Vuoi dire qualcosa? Io non avrei nient'altro da aggiungere, se qualcuno vuole chiedermi qualcosa rispondo. Sì, perché siamo al limite, mi sa che tra poco salta la diretta, quindi se qualcuno ha qualcosa da domandare, lo domandi subito a Susanna. Che sempre. O se no, chiediamo sempre, per sempre. Sì. Comunque Susanna, dai, è stata una bella intervista, sono contento di averti conosciuto ancora meglio così, anche se ci siamo visti da qualche altra parte. Sì, dai, È stata una bella intervista. Da Fella ciao, e da stasera la registro, poi la troverai sul mio canale YouTube e anche sul sito My Fashion Box e anche su Facebook, Instagram e tutto il resto. Perfetto, aspetto solo la notifica di My Sì, Fashion. arriveranno tutte quante le notifiche. Una marea di notifiche. Bene, vedo che nessuno sta commentando, non sta dicendo niente, quindi possiamo anche chiudere. Purtroppo, ma il tempo è quello che è, tra poco salta l'ora della diretta e quindi Ma c'è un limite? Pensavo ci fosse un limite. Un'ora. E io ho staccato apposta, prima ho staccato apposta perché se no non stavo dentro l'ora, quindi se no dopo si può riprendere, però basta un'ora, se no dopo diventa troppo. Vabbè, dai, non importa. Susanna, ti auguro in bocca al lupo per tutto, sia moda e anche questo periodo del tubo. Bene, se restiamo tutti a casa, questo è il messaggio fondamentale. Bravissima, un bel messaggio. A casa. Mascherine, guanti, occhiali protettivi. Non vi basta, andate sulla pagina Tu Modella per un giorno, guardate il mio ultimo video dove faccio il discorso del coronavirus, dove spiego tutto quello che è necessario fare e guardate e basta. E state a casa. Anzi, salutiamo Carlotta
Manolla e il tuo modello per un giorno. Saluto tutti. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ecco la manina di tuo modello per un giorno, Manolla. Ciao, ciao Manolla. Un bacio. Ciao Carlotta, ciao Raffaella, ciao Alessandro Saretta, ciao a tutti, ciao Giovanni, Ciao. Saretta. Vediamo chi c'è, Cuba, ciao Cuba, vediamo. Grazie a te Raffaella per essere stato in compagnia. Salutiamo un po' di gente prima che salta la linea, vediamo chi c'è. Tropical, Cuba, Igor, ciao Andrea, ciao Torresan. Carlotta abbiamo salutata, Igor, Max, Tech, vabbè, insomma no, che si riesce a pronunciare. Dopo Saretta, ciao, l'ho salutato prima. Andrea anche. Insomma tutti quanti, ciao a tutti quanti ragazzi, da Paolo Minato, direttore di My Fashion Box, Susanna, fantastica, e seguite anche Susanna, mi raccomando, Tu modello per un giorno. e tu modello per un giorno, e mi raccomando anche Carlotta che è una brava. Anche Carlotta, mi raccomando. Ciao a tutti, buona serata e buona Pasqua a tutti, Anche a te. anche a te Susanna e alla tua famiglia, sai? Grazie anche a te. Ciao cara, Ciao a tutti. ciao a tutti. Ma quasi quasi vado al Polo Nord per dirti ciò che penso e ritrovarti dentro un carillon, farti scendere, farti scendere, farti scendere, e ti prometto che imparerò a fare pace con me stesso, prima o poi te lo dimostrerò, ma finché balli dentro un carillon mi è difficile